Sono molto contenta di aver portato qui una realtà del mio territorio, della Riviera del Brenta, l'associazione di Supersonic Band, che è una realtà del comune di Vigonovo che ha quasi più di 100 anni, una realtà storica, fondamentale perché ha unito da sempre, unisce le tradizioni del paese, è un momento di aggregazione, di storia, perché si racconta, si sta insieme e si fa un momento di folklore. Negli anni diciamo che è cambiata la sua identità, si è tra virgolette adeguata ai tempi, quindi sono entrate anche le majorette, figura femminile molto importante, che con i loro balli cercano di dare anche un'immagine più completa alla musica che ci accompagna. È una realtà importante, molto sentita dal territorio e da tutti i cittadini. Stanno cercando di fare dei gemellaggi e degli incontri aperti anche a tutte le altre realtà delle associazioni della band, che nella nostra regione del Veneto sono circa 147. Quindi sono delle realtà importanti, non sono moltissime, però con sacrificio si cerca di conservarle perché fanno parte della nostra storia. La Supersonic Band di Tombelle per noi a Vigonovo è sicuramente un gioiello, qualcosa a cui tutti i cittadini tengono molto perché nel tempo si è come dire, mantenuto uno spazio non solo musicale ma anche proprio di aggregazione per le tante famiglie e tanti cittadini che appunto negli anni hanno contribuito a prendere parte o suonando o come majorette o anche come volontari che poi sostengono un lavoro, un impegno che non si limita esclusivamente al fatto di suonare o ballare, ma proprio coinvolgere la cittadinanza in un'attività che ha un valore anche proprio sociale per noi. Peraltro parliamo dell'associazione più longeva del nostro comune, quindi è proprio qualcosa che ereditiamo in tanti, come dire, e ha la caratteristica particolare, essendo Tombelle una frazione che insiste su 2 comuni e 2 province, perché per metà è il comune di Vigonovo, per metà è il comune di Saonara, quindi in provincia di Padova, è proprio un elemento che lega ancora di più questa comunità che nasce in sé in qualche modo divisa da una strada che è la provinciale. Che dire, non possiamo che essere orgogliosi di essere oggi qui, ringraziamo per questo la consigliera Vianello che ci ha aperto le porte del Palazzo della Regione in questo caso, perché ci fa piacere che sia reso noto questo tipo di attività che nel territorio comunque ha perso negli anni forse lo smalto che aveva in passato come tipologia proprio di espressione anche musicale, ma che si conferma per noi che lo possiamo testimoniare qualcosa che ci viene anche invidiato in qualche modo e che magari tanti altri comuni prendono ad esempio per provare a costituire situazioni analoghe e per questo noi insomma, ci rendiamo sempre disponibili e i maestri della banda in questo senso collaborano con tante altre realtà del territorio. Sono da 4 anni che cerchiamo di favorire la promozione di questa cultura folcloristica con un raduno di bande che organizziamo a Vigonovo in occasione del nostro Sagrone e quindi abbiamo la possibilità di ospitare bande che a loro volta poi ospitano la banda di Tombelle in altre realtà, in altri contesti. Quindi cerchiamo di far sì che anche con questa occasione di promuovere questo tipo di iniziative e questo tipo di cultura che è molto legata al territorio e che lo caratterizza e contraddistingue.